Mannaggia, Sandorsata, sempre lo zampino ci mette, sempre, mannaggia, chi devi, t'annaccire, Rossa t'annaccire. Partita finita, Juve 4, Napoli 3, nel minuti di recupero, determinata da una torrete del nostro grande difensore Koulibaly, che tempo fa ci regalò la gioia nello stesso stato nei minuti di recupero, invece ci ha spedito all'inferno, dalle stelle alle stelle. Ragazzi, veniamo a noi. Hola amigos, salve Wagyu e buonasera ragazzi. Dicevo, Juve che vinceva per 3-0 per un gol di Danilo subentrato a Deciglio, dopodiché c'è stato il raddoppio di Ronaldo e anzi no, di Higuain, bel gol di Merdain, e poi Cristiano Ronaldo ha chiuso i conti. Pareggio che secondo me sarebbe stato giusto, perché nel secondo tempo la Juve è calata e il Napoli è uscito un po' fuori, pareggiando per 3-3 con bellissimi gol dei nuovi acquisti, ossia Di Lorenzo, terzo gol, sto facendo a toccundurare a scendere, Lozano e Manolas, Lozano, Di Lorenzo, andando in ordine temporale. Non è bastato perché Koulibaly, sempre protagonista nelle vicende juventine, secondo me l'anno che bene giochi da Juventus, Koulibaly viene premiato dalla Juve per questa autorità. Avete solo il culo ce l'avete così, vedi, uno solo, così ce l'avete, non ci sta niente da fare, niente, Sandorsata, Naccir, perché? Una punizione che non c'era, io quella che avevo pensato. Per i Juventini, carissimi Juventini, per vincere questa partita dovete solamente pregare Sandorsata, o appena entro Di Bala c'è il logo, il simulatore numero 1 di Bala, che si piglia solo il rigore e punizione falsa, e infatti, punizione che non c'era, e gol viziato da un fuorigioco, perché parte da un fuorigioco millimetrico, ma c'è. Poi siamo votati difesa, sì, tutto quanto, Koulibaly rimane solissimo, ma ha fatto pure un bel gol, a dire la verità, però tutti si muovono davanti e i Juventini stanno molto più avanti, la difesa del Napoli, da questo cross. E quando questo succede contro la Juve o a favore del Napoli, il gol è annullato, sempre così fu. Ecco qua, mi metto anche la riga parallela alla linea dell'area di rigore, eccola qua, va bene Juventini? Va bene così? Ma lasciamo perdere, sennò poi ci dicono non piangiamo, non fa niente, il campionato è lungo. Non è che lo dobbiamo vincere poi, però io partito contro i Juventini voglio vincere, quello è contro la Juventus, quello è il fatto. Però Sandorsata t'annaccira, ma mi direte, ha arbitrato bene durante la partita, anche se i cartellini erano solo napoletani, gialli, che uscivano fuori. Poi Pjanic, ne parlammo proprio per essere almeno ammonito, non so se lo è stato dopo, ma c'è stato un fallo che ha fatto a centrocampo che è stato manca ammonito. E normale, Juventus che vince, che stava stravincendo anche nel gioco e nel risultato, è normale che l'arbitro arbitra bene, si comporta da uomo onesto, da uomo. Poi sul 3-3 ce l'ha messo a quel servizio, carissimo Orsatuccio mio, le mortacci tua, t'annaccira. Vabbè, comunque, a parte tutte queste situazioni, Napoli che ha giocato male, il primo tempo, impauriti, c'è stato un miracolo di Szczesny su un tiro di Allan, poi Napoli che sparisce, Juventus che prende coraggio, 3-0. Secondo tempo, come dicevo, Manolas, Lozano, Di Lorenzo, i nuovi acquisti, risorgiamo dalle ceneri.
Io non ci credevo neanche io, per me era pure immeritato i Parigi, però il secondo tempo è stato diverso. E poi l'amaro in bocca, carissimo Koulibaly, carissimo. Questi interventi così sono sempre pericolosi, sempre sono stati pericolosi interventi, però guai uno ne fa è nata non guai, praticamente difesa del Napoli disastrosa in queste prime 2 giornate, 7 gol in 2 partite subiti, come i gol fatti, anche se comunque Koulibaly farà anche dei grandi interventi difensivi, non ha sbagliato la diagonale, vabbè, però c'è stato comunque molti interventi pure a centrocampo, cose. Però se andiamo a vedere i gol subiti al Napoli, Higuain è colpevole più di una volta. Manolas che si è fatto un gol ma non ritrova proprio la splendida prestazione che faceva con la Roma. È presto, diamogli tempo, però Koulibaly senza Albiol era proprio un pesce fuor d'acqua. E parecchi gol subiti su di mano sua, stasera ce l'ha fatto un bello gol contro. Però dai, che succede? Toglie bene Koulibaly, forza Koulibaly. Il resto con la mano in bocca, perché parte della Juventus finisce sempre a così? Perché sempre protagonista, sempre la fortuna a favore loro, l'arbitro che è incompetente, disonesto, ricciona, direi, senza nulla togliere ai riccioni, ma chi sei pur strunz. Vabbè, comunque ragazzi, penso, non so, ci sarà una sosta della nazionale, non mi ricordo nemmeno, comunque vi do appuntamento per la prossima partita. Fate bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un like o un dislike, come cazzo volete voi, non sono giusto. Ma so, partite si era pigliate. Vabbè, comunque Juventus è superiore senza un dubbio. Poi nel collettivo magari a lungo andare possiamo competere, però molte cose che non vanno in questo nato, molte cose. Difesa si deve un po' sistemare, perché non so che cazzo sta uscendo, non lo so. Sembra che gli avversari, a parte la Juve, ma pure la Fiorentina, ogni azione pareva proprio, mamma mia, un miracolo, una traversa, un palo, un miracolo portiere, uno sbaglio clamoroso dell'attaccante. Ogni azione subita, la mia palpitazione contra, che la sicurezza, che la difesa che chiude proprio pulita, così tranquilla. Vabbè ragazzi, sempre forza Napoli, coraggio. Per me i gol contro non valgono, il risultato, i punteggi sia favorevoli per me. È stata una grande reazione del nostro Napoli. Koulibaly, a parte il primo tempo, il secondo tempo, a parte la Dorina, ha fatto un bel secondo tempo. Speriamo che ritrovi la fiducia di se stesso. Ok? Voglio bene, forza Napoli, ci vediamo alla prossima. Sono triste, ma sempre forza Napoli, sempre, al di là dei risultati.